Buongiorno e benvenuti in Cosa c'è di nuovo di oggi, martedì 6 giugno. Dunque, cercando di essere sintetici, ieri ero in consiglio comunale, vi devo dire che ho seguito una parte del consiglio comunale, più che altro la parte delle interrogazioni, le trovate poi, ci sarà la playlist con le varie interrogazioni della Alessandra Penzo, piuttosto che del Maurizio Salvagno, piuttosto che del Montanariello, e ho notato delle numerose assenze nei banchi della maggioranza e anche qualche assessore. Alle richieste di sapere perché mancava tutta questa gente, il Consiglio Comunale avrebbe anche dei numeri legali, insomma tutta una serie di cose, e anche su richiesta appunto dei consiglieri di minoranza, il Presidente del Consiglio Beniamino Boscolo era chiaramente in imbarazzo. Quindi mi permetto, da anziano, ma sono stato anche consigliere comunale 10 anni, di fare una reprimenda su questo, perché i consiglieri comunali hanno il dovere di partecipare alle sedute del Consiglio. Ricordo che chi è assente da regolamento per più di 3 volte senza giustificazione può essere tolto dal Consiglio comunale e entra il primo non eletti, quindi qualcuno farebbe meglio a capire il risultato che può succedere. Detto questo, poi per tutta una serie di cose, allora gli antichi romani, c'erano quelli che dalle viscere degli animali oppure dai voli degli uccelli capivano e facevano i famosi vaticini, tutto quanto, e a volte in politica si riesce un po' a capire anche da alcuni indizi, da alcune espressioni, da alcune battute. Ecco, poi sono uscito e ho trovato il consigliere di maggioranza e altri che stavano ragionando, e onestamente qualcuno mi ha confidato la situazione. È una situazione abbastanza tesa in pratica, di cui non mi sento autorizzato a parlare. Mi sento di dire che comunque c'è tensione in maggioranza, perché questa qua è assolutamente che c'è questa cosa. Non voglio dire i motivi, perché ho sentito una parte, magari qualcun altro mi diceva che non è così, ma c'è questo, c'è quest'altro, quindi non voglio avventurarmi in, dare delle confidenze. Una cosa però la voglio dire. In Consiglio Comunale c'è la famosa lista, io richiamo, il nome è assolutamente appropriato, Energia Cinica. Il fondatore di questa lista è Roberto Rossi, che per la città di Chioggia, l'ho detto tante volte, allegherò altri interventi che ho fatto, è stato una iattura, è una bravissima persona, ha una bella famiglia, non è sicuramente un delinquente, non è, però per la sua ambizione politica ha sempre combinato disastri di cui la città ne ha avuto le conseguenze. Voglio ricordare, cerco di essere sintetico, la Darsena a Porto San Felice, il mancata realizzazione del centro di compostaggio. Era uno di quelli che purtroppo non ha neanche una foto, dannati a dire che il Mose non avrebbe funzionato, che il bene di Mose, per dire, e senza contare il disastro dell'impianto di GPL, che è stato un disastro, ma ne parleremo, ne ho parlato tante volte, non mi fermo. Quindi se qualcuno all'interno dell'amministrazione di maggioranza di Mauro Armelao veramente, come mi è stato detto, pensa di prendersi energia cinica in corpo, quindi in maggioranza, è un folle. Bisogna essere folli. Ecco, tanti pensano che io abbia qualcosa di personale contro il Partito Adesso, non ho nulla di personale. L'ho votato per gli sbagli si fanno. Quando è entrato nella prima amministrazione l'ho votato. Vabbè, lasciamo perdere. Roberto Rossi è una iattura. Quindi chi pensa di prendersi Roberto Rossi combina disastri. Ecco, dico solo questo. Vedremo in seguito se ci saranno chiarimenti in maggioranza. Ci sono molte cose in evoluzione. Dispiace perché è un momento molto delicato italiano, della regione, della città. C'è stato adesso, insomma, ci sono tanti problemi. È un peccato che la maggioranza vada a incagliarsi su certe situazioni. Vedremo adesso cosa farà il sindaco. L'agenzia Venice Waterlink, in collaborazione con la Raffaello Navigazione, in aprile e in maggio vi accompagnano da Sottomarina a Venezia il sabato, la domenica e i festivi, e alle isole Burano, Murano e Torcello la domenica. Per maggiori informazioni telefonare allo 041 8626 373, per prenotazioni online sul sito venicewaterlink.com.
Alessandra Penzo, segnaletica verticale, risponderà Angelo Mancin. Allora, vista l'ordinanza numero 55 del 7, deve esserci un refuso, comunque fatta qualche mese fa, istituzione del limite massimo di velocità di 30 km orari e di nuovi attraversamenti pedonali rialzati in Viale Mediterraneo, si chiede come mai dopo mesi di emissione dall'ordinanza non si sia ancora predisposto il cambio di segnaletica verticale, che segna ancora il limite di 50 all'ora. Io ho legato delle immagini che dimostrano che la segnaletica verticale ha ancora il limite di 50 e mi chiedo quindi come debba comportarsi oggi un cittadino. Tra i punti portati in consiglio dalla consigliera di Obiettivo Chioggia Alessandra Penzo, la quale ha anticipato l'esposizione lamentando l'assenza dell'assessore all'urbanistica giunto successivamente, anche la questione sulla segnaletica verticale in Viale Mediterraneo, non rispondente a quanto pare all'ordinanza emessa qualche mese fa con cui si è abbassato il limite di velocità ai 30 km all'ora. La cartellonistica verticale, segnala la Penzo, riporta ancora il limite dei 50. Ha chiesto quindi come si deve comportare un cittadino o anche un turista per il rispetto del limite e come si dovrebbe comportare nel caso in cui venga sanzionato rispettando il limite segnalato dalla cartellonistica verticale. L'assessore Mancin, assessore ai lavori pubblici, ha affermato che si sta provvedendo al cambio della segnaletica, dovrebbe essere solo questione di breve tempo il cambio totale di tutti i cartelli stradali di limite. L'assessore però ha fatto notare che forse i cartelli che si stanno posizionando non sono a norma, in quanto riportano l'ordinanza di riferimento sul lato posteriore, non su quello anteriore del cartello. Probabilmente quindi la segnaletica andrà quindi integrata. L'oggetto è Valli Sorge per i rifiuti. È emerso, è apparso nei giorni scorsi, della stampa locale e da qualche social, un articolo nel quale si registrano forti lamentele degli abitanti di Valli di Chioggia, in particolar modo quelli di via Pascolon, che lamentano il fatto che nell'isola ecologica lì presente non riescono a conferire i rifiuti dentro gli appositi cassonetti, in quanto spesso stracolmi. Durante il consiglio comunale che si è svolto ieri, i cittadini di Valli hanno fatto sentire la propria voce attraverso il consigliere del Partito Democratico Maurizio Salvagno, il quale ha riportato la lamentela riguardante l'isola ecologica in via Pascolonna, difficile da raggiungere per la posizione, per l'erba alta che la circonda e per le pozzanghere che si formano alle prime piogge. Valli insorge per i rifiuti, il titolo dell'interpellanza. Difficilmente accessibili fanno sì che siano molti coloro che non riescono a conferire i propri rifiuti adeguatamente, facendo insorgere problemi di natura igienico-sanitaria. Sono soprattutto le persone più anziane ad avere difficoltà nel conferimento. Le lettere protocollate di segnalazione sono arrivate numerose al Comune, ha evidenziato il consigliere, come sono arrivate a Veritas, segnalando, oltre alle difficoltà oggettive, anche l'aleggiare nell'area di un persistente cattivo odore, segno evidente della poca frequenza di lavaggio. L'assessore Mancini ai lavori pubblici ha confermato l'arrivo di mail relative al problema. Il posizionamento dei cassonetti riguarda Veritas per il prelievo del pattume e il Comune si è reso disponibile a spianare l'area ed eventualmente ad asfaltarla per renderla più agevole per il conferimento, rendendola quindi più sicura da un punto di vista igienico-sanitario. Interpellata Veritas per la seconda parte del problema, il cattivo odore, sembra che essa non si stia muovendo con la solerzia necessaria. Secondo il consigliere non dovrebbe essere necessaria un'interpellanza comunale per risolvere problemi simili, dovrebbe bastare la segnalazione dei cittadini come per la pulizia dei bidoni.
che l'ha preceduta, aveva parlato di una lunga lista di lavori eseguiti all'Isola Saloni, effettuati principalmente dalla passata amministrazione, e aveva dichiarato che in brevissimo tempo si sarebbe proceduto alla manutenzione del ponte in oggetto. Riprendendo il testo scritto nel 2028 e il testo scritto il 28 maggio 2022, cito cosa avevo chiesto. Si necessita della sostituzione delle luci a passo uomo, il ripristino degli occhiali sui parapetti e il fissaggio dei tavolati e delle laviere di costruzione che al passare delle biciclette, che non dovrebbero passare, vibrano rilasciando rumori fastidiosi. In più occasioni i pedoni inciampano e rischiano di cadere proprio per lo svolgere di questi elementi. Questo è ciò che avevo scritto. Tra le interpellanze che sono state portate ieri sera al Consiglio Comunale, quella della consigliera di Obiettivo Chioggia, Alessandra Penzo, la quale ha voluto riportare l'attenzione sul ponte pedonale che congiunge l'Isola dei Saloni a Fondamenta Canal Lombardo. Lo scorso anno la stessa consigliera aveva chiesto un intervento che riguardasse varie parti della struttura che stanno andando in degrado, a partire dalla pavimentazione, ai rinforzi degli occhielli, alle luci. Lo scorso anno era stato assicurato che l'intervento sarebbe iniziato a brevissimo, ma a distanza di un anno le problematiche sono le stesse, anzi peggiorate a causa di un altro anno di mancata manutenzione e dal fatto che, visto il numero crescente di turisti provenienti dal porto grazie alla crocieristica, il degrado a cui è soggetto assume una valenza diversa. La pavimentazione sconnessa anche tra i turisti, oltre che tra i residenti, ha provocato anche spiacevoli cadute. L'assessore ai lavori pubblici Mancini ha comunque assicurato che al finire dell'estate l'intervento sarà fatto e comprenderà tutte le strutture tirate in ballo in quanto sarà un intervento di completo rifacimento. La consigliera ha ricordato lo spiacevole episodio accaduto lo scorso inverno quando l'impianto idraulico si è guastato a ponte aperto, impedendo ai passanti il transito e costringendo coloro che si dovevano recare all'Isola dei Saloni a farlo attraverso il ponte del Musichiere, chiedendo quindi che venga attenzionato, come ha richiesto che sulla fondamenta all'altezza del passaggio pedonale venga posto o realizzato un dissuasore. Vi presento in questo caso Gonzaga Food, che è un laboratorio artigianale di Mantova, tutta produzione artigianale di altissima qualità. Questi abbiamo una serie di biscotteria, quindi andiamo dai baci di dama, piuttosto che i nostri meravigliosi tartufi al rum. I tartufi al rum sono aromatizzati al rum, quindi la parte alcolica non c'è, quindi vanno benissimo anche per ragazzi o bambini. Sono dei dolcetti al cioccolato veramente molto squisiti. Ieri era la Giornata Mondiale dell'Ambiente e lo slogan di quest'anno riguardava l'eliminazione della plastica. La consigliera regionale Erika Baldin, capogruppo del Movimento 5 Stelle in Consiglio regionale del Veneto, ha ricordato di aver depositato un progetto di legge antiplastica che mira a ridurre la produzione di imballaggi e promuovere la vendita di prodotti sfusi e alla spina. Il testo era stato presentato il 23 luglio del 2021, successivamente illustrato in terza commissione il 1 marzo di quest'anno. Baldin sottolinea l'urgenza di accelerare l'iter per l'approvazione della legge, soprattutto in considerazione dell'allarme lanciato dal WWF in occasione appunto della Giornata Mondiale per l'Ambiente. Il WWF ha evidenziato i danni causati dalla plastica, un materiale che si trova diffuso ovunque, nel suolo, nell'acqua, nel cibo, nell'aria. L'inquinamento da plastica ha superato il limite planetario, afferma, mettendo a rischio la sopravvivenza degli ecosistemi e la sicurezza per la vita umana. L'Italia risulta tra i principali responsabili dell'inquinamento plastico nel Mediterraneo, continua, e si classifica come il secondo più grande produttore di rifiuti plastici in Europa. Baldin ritiene quindi fondamentale estendere la raccolta differenziata della plastica e investire nell'economia circolare, focalizzandosi sulla riduzione, il riuso e il riciclo. L'Unione Europea indica questa direzione, che prevede la chiusura progressiva delle discariche e la riduzione dell'incenerimento.
Ricordandovi che la farmacia di turno oggi, martedì 6 giugno, è la farmacia alla Navicella in Viale Mediterraneo a Sottomarina. Vi saluto, vi ringrazio e se volete ci vediamo in negozi alla Cartoleria Pegaso a Borgo San Giovanni, dove stiamo raccogliendo le prenotazioni per i libri di testo e per quelli delle vacanze. Ciao a tutti!